qualche anno dopo, nell'89, un altro incontro con un altro poeta sardo, 7 anni, ma si cambia totalmente quasi lo scenario, perché da una poesia che potremmo definire collettiva, a nome di tutti, si passa invece a una poesia intima, un dramma umano, una poesia altissima, quella di Giovanni Dettori, Tragoedia, anche in questo caso pubblicata, se non ricordo male, da una casa editrice non sarda, Milano in questo caso, una Salamandra forse. Quindi a distanza di pochi anni torni sulla poesia sarda. Come scopri Dettori e che cosa racconta questo spettacolo, che forse è veramente uno dei tuoi spettacoli meglio riusciti, forse uno dei pochi spettacoli di poesia prodotti in Sardegna, sinceramente, ancora oggi rimane forse l'unico. Io abito a Stampaccia, a Cagliari. Nel corso del Veronese c'è una libreria, Sardegna Libri si chiamava, adesso è cambiato. E lì normalmente andavo a vedere le novità, c'era una vera signora libraria, perché sono spariti ormai i veri librai, e mi indicò tra le novità Canto per un capro di Giovanni Dettori, un libro lugubre sin dalla copertina, tutto nero. Poi Canto per un capro, insomma. E dice: guardi, questo qui è un poema, comincia a sfogliarlo, lo compro, lo porto a casa. Dobbiamo fare una premessa. È un libro ispirato dalla morte precoce di un figlio dell'autore, morto a 14 anni, Gianluca. Allora, invece di elaborare il lutto alla Sarda, nella sua Sardegna, nella sua Vitti, lo elaborò a Torino, e lo elaborò scrivendo, da grande poeta, scrivendo un poeta di abissale proprio profondità dolorosa. Veramente a toccarlo, io non riuscii a venirne fuori da questo poema, perché era un poema oltretutto ordinato in vari capitoli, in varie stazioni. Veniva rivisitato tutto il mito della messa a morte del figlio da parte del padre, si visitava tutta la teologia in termini teologici, filosofici, politici, perché poi questo cancro è un cancro provocato dalla società, quindi un anatema contro il proprio tempo, violentissima. Quindi c'erano un sacco di temi e io, nonostante Vito mi riconosca un certo attivismo, sono fondamentalmente pigro, in sostanza, lo devo riconoscere. E quindi, approfittando del fatto che un mio amico mi chiese di concedere un incontro a un giovane regista bolognese che lui conosceva e che gli rompeva le scatole, perché smaniava di voler fare teatro e questo mio amico non sapeva dove sbattere, me lo scaraventò addosso. Bruno Ventori. Fu una mia fortuna, perché io naturalmente da pigro gli diedi questo libro, senti, guarda un po', vuoi fare qualcosa? Sapete, è un modo per scrollarsi di dosso gli scocciatori, no? Voi lo sapete, gli date una cosa molto difficile, quello dopo 5 giorni, dopo mezz'ora me la riporta, dice, vi saluto. E invece questo qua se lo tiene 5 giorni e tornò con un adattamento teatrale fatto e finito. Aveva sconvolto tutto il testo e lo aveva ridotto e adattato a spettacolo teatrale. Vi assicuro che è un'emozione che auguro a tutti voi. Questo qui non era un qualunque, poi si era laureato con una tesi su Pasolini, si stava laureando, anzi poi si è laureato dopo. Aveva fatto una ricerca su Carmelo Bene, di cui era un adepto micidiale. E quindi colse l'occasione di questo poema fluviale di versi, adesso vi leggerò qualche cosa, per applicare all'attore qui le modalità della recitazione beniana, cioè il teatro della voce, cioè altezza di suono, alto, medio, basso, ritmo, incisività dell'intonazione, 3-4 mesi di lavoro. Il mio copione è un copione proprio musicale diventato, con tutti dei segni particolari che soltanto voi conosciamo. Io non ho voluto mai conoscere Giovanni Dettori allora, perché le sue parole rimandano delle immagini, dei luoghi, delle circostanze che io volevo tenere libere
in modo che la mia immaginazione potesse costruire quello che doveva costruire. Non c'è di peggio quando si conosce una persona di cui si deve parlare, eccetera. Debuttammo nell'89, facemmo molte recite in Sardegna. La prima fu a Pitti, emozionante, nel teatro tutti piangevano. Lui non venne mai alla mia recita, non volle mai venire. Sentì soltanto una registrazione a Torino quando andavo a Torino. Sentì questa cassettina, si ascoltò e si mise a piangere, basta. E uno spigoloso, molto duro, se fosse qui magari avrebbe da brontolare. Amico, mio fratello minore, figlio eterno, frutto di sventura, messe d'un trapianto, amore, animale indistruttibile, fiumane terra nera, consumo del tuo corpo sacrificante vittima, avvertimenti forse occulti, bestia braccata, dilaniata viva, divorata a crudo, cristallo intatto, freddo figlio, fiume di nudità infantili, luna appena aperta dove tu sei nato, mela, notte, senza un grido, Ammone, il Dio nascosto e morto. Occhio rotondo, giovane, ariete, condotto per le corna, pungolo in mano, cordone alle zampe anteriori, avevi visto la notte? Offerta che ti offri, salto, scura voce senza suono, stella. Uragani si abbattono dalle 7 colline, si torce l'albero, le travi del mondo, la casa ubriaca si fende, l'ago che si squarcia, Ammone è morto. Vascello d'oro per la traversata, azzurri fiumi incrottati con la pietra, vena secca per sempre, sfiorite insieme tutte le primavere. Vittima, sacrificale vittima, smembrata, totalità del mondo, cielo, aria, terra, dei, bestie, uomini che nascono da diverse parti del tuo corpo immolato, voce. Quale intesa muta tra la vittima e il coltello? Quale vortice attrae il salto oscuro? Quale espiazione per l'animale ucciso? Questa è una parte. Poi sentite come lui rievoca un pomeriggio in cui giocava col figlio. Naturalmente siamo lontanissimi da quella pretesa di fare cultura e arte come cose che hanno i nomi del nostro bla 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 quotidiano, insomma, questa è altissima poesia. Pomeriggi di marzo allagano ora le tue stanze, invadono la tua tenda ombrosa nell'arsura dei giorni dove le tue dita hanno giocato. Non c'è dimorare, non c'è partire, la foglia che cade ritorna alla radice. Così grande, così bello il nostro modo di amare, così doloroso, così folle, così temerario, così pazzo, tutto il nostro giocare derisorio, beffardo, degli stati, del tempo, del limite, così sconfitto, adesso, così concluso, finito. Alle farci affidate della luna, ai fuochi nomadi, ai olivi, dell'ombra, della festa. Cos'era la tua tenda, Luca, a metà della stanza, lontana dalla parete di muffa, sopra il letto stretto al terzo piano, inaccessibile scala eppure ampia la nostra corsa nel rientrare inseguendoci insieme per rampe di barocco torinese, triste barocco di lavagna, felicità tutta dentro, celata allegria, la mia che inseguiva la tua corsa. Hai conosciute cose ad aspettarti, oltre le scale, oltre quella porta, che io non spero né mi rappresento.